Ben ritrovati a Cronache Trevigiane, cominciamo una nuova puntata con un sogno imprenditoriale, Open Dream, è il titolo del progetto dato dall'imprenditore Damaso Zanardo alla riqualificazione dell'area ex Pagnossin, un'area da restituire ai trevigiani con il contributo e la collaborazione di UAV. Vediamo. Si intitola Open Dream, il progetto di riconversione urbana fortemente voluto da Damaso Zanardo, imprenditore veneto che nel 2015 ha acquistato l'area dell'ex Pagnossin, un centro culturale di promozione aperto al pubblico, nel quale si incontrino imprese, università, centri di ricerca, arte e design, dando grande attenzione alle produzioni locali. E noi oggi avevamo un obiettivo, di far sì che quest'area entusiasmasse chi oggi partecipava, cioè ne cogliesse quell'essenza che ha entusiasmato me e che mi ha fatto desistere da un progetto di abbattimento, di costruzione di edifici per la mia vero core business che è la logistica. Perché non pensare che questi luoghi, questi ampi spazi non possono ospitare le nostre eccellenze oggi disperse nel territorio e possono trovare qua, con la coniugazione da una parte dell'aeroporto, una visibilità internazionale e un'accessibilità dell'internazionale viceversa a queste realtà. Un'iniziativa coordinata dall'Istituto Universitario UAV di Venezia che per l'occasione ha costituito un team di professionisti già al lavoro per sviluppare i progetti che verranno presentati a settembre. Invece siamo forzati a dare dei prodotti immediatamente spendibili e dal nostro punto di vista però noi possiamo mettere in campo una cosa che UAV ha, devo dire per la sua storia, più che quasi per fortuna, insomma, che non per bravura, il fatto di contenere quelle discipline che qui servono, perché noi creiamo design, artisti, architetti, gente della moda e così via. E qui si vuole lavorare proprio su quello, sul mettere assieme queste competenze diverse, per cui che rimanga un luogo produttivo, solo che non farà più ceramiche, ma magari sfornerà giovani artisti, i loro prodotti, li esporrà, ci saranno luoghi dedicati al cibo, alla coltivazione, sarà legato a un'idea di uso anche creativo del territorio, avrà connessioni internazionali. Ecco, questo un'università invece può farlo. Open Dream si svilupperà in un luogo fortemente connesso a livello internazionale grazie alla vicinanza all'aeroporto, un'area inoltre capace di catalizzare anche l'abbondante flusso turistico che percorre la vicina Treviso-Ostiglia. È un contesto direi favorevole a questa iniziativa perché siamo vicini all'aeroporto, alla prima periferia della città, con un potenziale di transiti di 3 milioni e oltre passeggeri che può essere catturato e far rimanere a Treviso. Non dipende certamente solo da Zanardo o da Damaso, ma bensì da un contesto generale che quindi le istituzioni devono lavorare assieme nella programmazione e nello sviluppo del turismo di questo territorio e la Camera di Commercio su questa partita c'è. Progetto che sicuramente avrà bisogno di tempo per essere sviluppato e avrà bisogno di essere conosciuto. Abbiamo la necessità di dare degli esempi poi positivi e penso che attraverso il recupero della Pagnossin ci sia anche un esempio positivo che viene dato agli imprenditori o a coloro che hanno delle aree tipo queste.